Dedichiamo questo spazio alla cultura e parliamo di musical, una realtà culturale di arte che sta prendendo piede a Udine in Friuli grazie ad un'accademia, l'Accademia Internazionale di Musical di Udine. Siamo in compagnia del suo referente Nicola Fraccalaglio. Vorrei parlare un po' dell'arte del musical, da quali caratteristiche è fatta l'arte del musical? Beh, allora, il musical ha origini abbastanza lontane perché è nato intorno agli anni 30 e di solito si tende ad abbinare sempre alla figura di Fred Astaire. Il musical è una forma d'arte che unisce tutte le arti performative, quindi c'è la parte di recitazione, la parte di canto e la parte di danza, che di solito convogliano in un'opera scritta apposta, quindi le canzoni si alternano ai dialoghi, così come alle coreografie, eccetera. E insomma, si sa che insomma ci sono titoli di musical che ormai hanno fatto la storia del cinema e del teatro. Qual è dunque lo stato di salute del musical in Italia e in Friuli Venezia Giulia, visto che la storia del musical sembrerebbe essere più estera? Allora, in Italia negli ultimi anni sta prendendo abbastanza piede il musical. La maggior parte sono tutte opere prese appunto dalle versioni straniere e ritradotte in italiano. Anche se indubbiamente il nome che caratterizza proprio il musical italiano è Aggiungi un posto a tavola, che ha una vita lunghissima e tuttora sta andando in scena. E per quanto riguarda la nostra regione, io ho voluto fortemente portare questa realtà proprio per, essendo noi una terra di confine, rendere la nostra regione e la nostra città più internazionali anche, facendo conoscere questa forma d'arte, secondo me così completa. La vostra accademia già esiste da alcuni anni in Italia, ha una sede anche a Londra, da 3 anni siete arrivati qui a Udine, avete cominciato quindi anche a collaborare con le scuole, con delle realtà culturali e delle manifestazioni culturali. Attualmente quali sono i vostri progetti? Beh, a noi fa piacere intanto che la nostra realtà negli ultimi mesi stia iniziando a entrare un po' nella bocca di tutti. Infatti hanno chiamato soprattutto i nostri ragazzi a fare delle performance durante sfilate, concorsi e anche durante conferenze importanti, come ad esempio c'è stata la conferenza finale del progetto Sapremo. E quindi confidiamo proprio di farci conoscere sul campo, come si dice, anche perché i ragazzi che abbiamo sono veramente talentuosi e se lo meritano tutto. Diciamo che voi volete far proprio conoscere questa forma d'arte anche al Friuli, alla realtà di Udine, in tutta quanta la regione, perché ci sono ancora poche realtà che proprio fanno questo tipo di arte e soprattutto far vedere quanto siano bravi i vostri ragazzi. Sì, esatto, infatti i ragazzi fanno un percorso triennale dove proprio si immergono in tutte le discipline artistiche, dalla danza alla recitazione al canto, e questo li porta poi anche a seguire questa strada che non per forza deve essere di musical, ma che è importante che faccia capire loro qual è il loro vero talento e qual è proprio il loro posto in questo mondo. Quali sono le caratteristiche che deve avere un giovane? So che voi fate anche delle audizioni, sono aperte anche le iscrizioni alla vostra accademia. Quali sono le caratteristiche che devono avere i ragazzi per poter intraprendere la carriera del musical? Beh, c'è chi pensa che bisogna saper cantare bene di partenza, chi pensa che bisogna saper ballare. In realtà tutto questo si può imparare, abbiamo degli insegnanti bravissimi, dei grandissimi professionisti. Sicuramente quello che serve è passione e dedizione. E quello che voglio dire ai ragazzi è che anche per fare materie artistiche, per entrare nel mondo delle arti performative, bisogna studiare e studiare tanto, però poi i risultati si vedono, così da noi succede. Secondo te quali possono essere le prospettive future del musical per la nostra regione e anche oltre i confini regionali? Beh, noi abbiamo la fortuna di avere una sede a Londra e quindi possiamo considerarci proprio internazionali, perché i ragazzi possono poi andare anche a studiare là. Una cosa molto bella e che tengo proprio a sottolineare è che quest'anno la nostra accademia è partner del concerto e del tour di Claudio Baglioni, quindi alcuni nostri ragazzi delle nostre altre sedi, appunto diplomati, fanno parte diciamo, del gruppo danza e del gruppo corale del concerto di Baglioni, quindi questo per noi è un motivo d'orgoglio e fa capire che proprio i ragazzi possono arrivare.
Grazie dunque a Nicola Fraccalaglio dell'Accademia Internazionale dei Musical di Udine, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille e a presto.